Ciao amici e benvenuti, questo è il 95esimo episodio della nostra partita con l'Italia e alla fine dell'episodio troverete la mappa del mondo nella descrizione e è un episodio speciale perché c'è qui con noi Alexandro Arsene Oh, che commenterà insieme a me la partita, sperando che sia una partita interessante perché il nostro obiettivo è quello di conquistare il prima possibile Costantinopoli. Creare le armate necessarie per far fuori questi ottomani, ci servirà anche la flotta per affondare la loro, infatti è qua la nostra flotta e la mandiamo direttamente in Grecia, sperando che non ci siano ribellioni, anzi stacchiamo le navi da trasporto che non ci serviranno, potrebbero servirsi perché qui è una zona piena di ribellioni. E intanto riuniamo le nostre armate, vediamo di reclutare nuove, abbiamo già parecchia manodopera, tutto sommato, ce la caveremo, abbiamo un po' di esaurimento di guerra invece, però possiamo abbassarlo spendendo un po' di potere diplomatico. Dobbiamo vedere un po' di fare dei reclutamenti, abbiamo per ora 20. iniziamo a riunire le armate. Per Noi vedere. potremmo, cioè possiamo dichiarare guerra subito perché a breve non avremo più sovraestensione, quindi potremmo annettere tutto quello che vogliamo sostanzialmente. Perfetto. Questo è Allora, importante. Ma soprattutto io pensavo di Costantinopoli. annettere, vi spiego, soprattutto Costantinopoli, certo, ma poi volevo possibilmente prendere queste due province. E c'era anche l'interesse a prendere Cipro, anzi magari prenderemo Cipro e solo una di queste province perché grazie a Cipro poi potremo fabbricare un casus belli contro i Mamelucchi che noi vogliamo vassalizzare. I mamelucchi devono essere solo vassalizzare. Esatto, perché noi Forse. li vogliamo vassalizzare, te lo spiego Alessandro, perché poi vorremmo cedergli indietro tutta la Siria, la stessa Cipro possibilmente e altri territori un po' di Tripoli, di tutto il mondo e poi annetterli. Wow. Il mio Allora, amico qui è molto, diciamo, pericoloso, però mi piace, mi piace. Condivido tutto. qui c'è un interessante... fantastico questo, perché guadagniamo una pretesa sulla Carinzia dell'Austria, no? Che ci odierà ancora di più, ma non ce ne frega assolutamente niente. Wow, stiamo anche commerciando in pesce, perché Sì. noi ormai siamo dei produttori, non so se tu sai, ma siamo dei produttori mondiali di pesce, cioè tutte le tipologie di pesce, e ormai Ah. abbiamo il controllo mondiale del commercio di pesce e anche di pellicce, ma avremo meno rischio di volte e più prestigio, va bene. E allora, vediamo un po' di andare avanti. Intanto stiamo migliorando le relazioni che abbiamo col Brandeburgo. Questo te lo devo spiegare perché è una situazione stranissima. Allora, vai. noi non siamo imperatori, cioè in questo momento è la Boemia imperatore del Sacro Romano Impero Sì. e manterrebbe il titolo perché ha 3 elettori che la votano contro i nostri 3. Siamo pari, ma lei è già imperatore, quindi Già mantiene il vantaggiato, titolo. sì, esatto. Ma uno degli elettori che vota per la Boemia è il Brandeburgo, che recentemente abbiamo, dato che era governato da un re della nostra stessa dinastia, noi abbiamo fatto aveva delle La pretesa pretese sul trono, deboli, abbiamo fatto sul una pretesa trono. al trono Bene. e abbiamo conquistato il trono. Quindi il nostro imperatore dell'impero romano, diciamo, Cosimo I Gonzaga, è anche il principe di Brandeburgo. Ma il principe di Brandeburgo vota per la Boemia. Oh, questo è un contro. Questo è tutto. Quindi noi che vogliamo essere imperatori del Sacro Romano Impero votiamo per la Boemia Oddio. e stiamo cercando di migliorare. Abbiamo mandato un diplomatico nella corte di Cosimo I che regna in Brandeburgo per convincerlo a votare se stesso, perché gli dobbiamo far capire, no, che non deve votare la Boemia, cioè, e pian pianino speriamo di riuscire a convincerlo, possibilmente prima che muoia il corrente imperatore del Sacro Romano Impero, che così il prossimo sarà il nostro. Speriamo, perché appunto bisogna che miglioriamo le relazioni con noi stessi. Bene, Va bene. bene. Allora, intanto andiamo avanti. Qui stiamo per riunire le armate. Ecco, abbiamo fabbricato una nuova... abbiamo integrato una nuova provincia nazionale. Come vedi abbiamo un sacco di uomini.
Non so come potremmo, penso è già abbastanza bilanciata questa armata. Sì, perfetto. Io però ne Forse- creerei una seconda delle stesse dimensioni per reggere il confronto contro gli ottomani. E perciò come si faceva qui a mandarne, ecco, così metà? Non so se va bene però metà. Allora, qui vediamo. Io lascerei questi qui, facciamo 6.000, va bene. E questa è un'armata, invece con ne facciamo un'altra uguale da 34.000 uomini. Va bene. Ma il di sostegno quando ce l'hai? E qui in Lombardia è 85.000, è molto alto, quindi li ho mandati apposta in Lombardia. E allora fabbrichiamo delle nuove armate. Allora intanto, ma non togliamo la pausa perché dobbiamo fabbricare ste armate. Ce ne servono, abbiamo detto, 14.000 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e qui costa 9. Anche a Verona abbiamo fatto le stesse. Ok, proprio 14. E ci servirebbe anche artiglieria, quindi facciamo la stessa cosa nelle stesse regioni per l'artiglieria. Li bombarderemo in maniera eclatante. Abbiamo fatto 14.000 artiglieri, direi che possono bastare. Allora, possiamo fare anche delle conversioni a quanto pare nelle province appena integrate. E quindi ci rimane solo una provincia a integrare, credo. Ah no, 2. Va bene. Stanno quasi per essere integrati per bene. Abbiamo intanto fabbricato, stiamo fabbricando anche pretese. Perché sull'Austria? Ah, è per la Carinzia, ok. Ah, abbiamo anche finito una colonia qui. Ah no, è stata annessa Novgorod invece dai russi, i nostri rivali storici. E stiamo, qui siamo un po' nei casini con sti cardinali, vabbè. E va bene, non c'è rischio rivolta. Gonzaga finalmente ha avuto una buona idea di dichiarare guerra agli irochesi, questi. E noi a breve vorremmo anche noi fare una guerra contro i poni, che finirà la tregua. E dato che abbiamo una crociata contro quei poni, sarà. Però naturalmente il nostro interesse principale è questo. Allora, vediamo un po' di mandare il nostro esercito verso Edirne. Pirati, non ce ne frega niente. Facciamo altre pretese sull'Olanda in vista di una guerra futura. Barrida, vai. Ok. Vediamo i nostri leader, ecco, perché c'è morto. Avevamo un generale fantastico che naturalmente è morto. Tutti dobbiamo morire, ammazzano. Allora facciamo, era un conquistador, ce ne servirà un altro. Accidenti, questo Filippo Galilei non è altrettanto fantastico, ma ci accontentiamo. Sì, a questo punto è meglio basarci su Petrucci, mi sa, un po' migliore. Allora qui intanto vediamo di portarli a Verona, dai. Intanto la fanteria è già quasi completamente reclutata. Vediamo quanti uomini hanno questi ottomani terribili. Guardate in quanti beni siamo i leader di commercio. Allora gli ottomani hanno un totale di 53.000 uomini. Sono tecnologicamente leggermente inferiori a noi, però. E hanno anche una flotta abbastanza potente, in realtà. Ci hanno di nuovo fregato il cardinale. Io non li sopporto, questi francesi che ci fregano i cardinali. Vabbè. I francesi non lo sopportiamo per anche altre cose, non solo i cardinali. Sono nostri alleati in teoria, ma naturalmente c'è un conflitto nascosto tra noi e i francesi. Allora, vediamo un po' se, ecco, le navi stanno arrivando. No, non sono queste. Vediamo la flotta veneziana dove è finita. Ma il Portogallo non c'è più? Eccola qui, è già.
Allora, noi il Portogallo l'abbiamo in buona parte conquistato, però rimane, ecco perché sì. rimane solo questo, perché l'impero coloniale portoghese... Ah no, esistono solo queste 3 province. E questo è l'impero coloniale portoghese. Ma diciamo ogni guerra che facciamo poi gli riprendiamo le province che ha colonizzato, quindi ci fanno una sorta di piacere, inconsciamente. Perfetto. Abbiamo fabbricato anche delle nuove pretese qua, in Africa. Qui anche Milva cede le province. Questo stato indiano si è ingrandito. Questo è lo stato che ho scelto. E infatti Alessandro ha fatto una partita con questo stato Esatto, e ha sì. fatto grandi conquiste, ha formato l'India. Sì. Allora, vediamo un po' di andare avanti. Qua io non ci ho fatto caso, ma ho paura. Ci sono delle province, dovremmo starci più attenti. Vogliono mantenerlo, questo lo manteniamo, perché ci sono alcune province che hanno un limite di supporto minore di 34, come vedete, qui 30. È meglio rimanere sulla costa, insomma, dove il limite di sostegno è più alto. Allora, anche gli ottomani hanno anche una flotta potente, infatti la loro flotta non è come, è la seconda al mondo dopo la nostra, però ha più che altro galee, navi da commercio, insomma recluteremo anche un ammiraglio e li distruggeremo ampiamente. Allora, il loro livello tecnologico militare è 16, il nostro è 17, non ricordo che cosa ci ha fatto guadagnare l'ultimo livello, niente di particolare, però ci darà un leggero vantaggio. Vabbè, non so se dovremmo stare attenti a non perdere le navi mercantili. Ecco, qui abbiamo... ci manca solo appunto l'artiglieria. Direi anzi di... ok, abbiamo integrato un'altra provincia. Di portare, ecco, il Kosovo, ok, 34 ci passa. Qui intanto c'è una ribellione di nativi, non ci importa molto. Naturalmente vengono battuti questi. Allora, vediamo se abbiamo... no, non abbiamo ancora le ultime... ecco, gli ultimi reggimenti. Questi... ah no, facciamo questi 6... 7 li mandiamo qua, gli altri appena arrivano, eccoli, li mandiamo qua, e così le nostre armate sono pronte. Abbiamo un diplomatico libero che non so da dove è arrivato, a dire il vero, non mi sono ricordato. Abbiamo fabbricato sì le pretese in Africa, ne faremo altre. Hanno dichiarato guerra questi qua contro... perché voleva riconquistare i gialli, no? Stanno perdendo. Se non ci potevano riuscire, potevano evitare di dichiarare guerra. Allora, vediamo un po'. Stiamo anche annettendo Algeri, ormai da parecchio tempo, ma non riusciamo a farlo... hanno fatto pace bianca proprio loro. Siamo lentissimi perché purtroppo non abbiamo le idee diplomatiche. E non averle ci dimezza la rapidità, sostanzialmente. Comunque no vabbè, mi ero dimenticato che scadevano le pretese su Costantinopoli. Cosa stiamo facendo qua? 3 cose importantissime. Vabbè, finiamo. Dovremo aspettare, insomma, un momento. Dovremo aspettare per dichiarare guerra alla fine di queste. Mi hanno chiesto di mandare un rimpiazzo. Allora, questa è nuova Tuscia. Allora, io gli mando un rimpiazzo militare a questi, perché voglio che dichiarino guerra ai Maya. Speriamo che gli dichiarino guerra, perché altrimenti ci hanno un po' stufato sti Maya. Potremmo anche fare un'alleanza, poi richiamarli in guerra, fare un po' di scherzetto ai Maya. Perché se facciamo un'alleanza con loro, non abbiamo casus belli, ma se facciamo un'alleanza con loro, li chiamiamo nella guerra contro gli ottomani e loro non accettassero di entrare, abbiamo il casus belli che hanno violato l'alleanza, no? Questi maledetti francesi, anche...
Che cavolo è successo? È morto un cardinale che non me ne sono accorto? Forse. Vabbè. La curia nelle mani dell'Italia. Sì, è andata anche meglio. In un certo periodo avevamo tutti i cardinali esterni alla curia, ce ne mancava solo uno dentro. Grano a Menabe. Produciamo grano, purtroppo. Intanto i mamelucchi purtroppo si sono espansi qua. Invece noi speravamo che rimanessero piccoli e indifesi. Allora, vabbè, qui tra poco dovremmo finire questa pretesa. Dovrebbero arrivare anche le ultime armate di rinforzo. L'Austria ci fa un embargo assolutamente inutile. Allora, qui abbiamo una maxi legione. Precedentemente avevamo delle legioni abbastanza insignificanti. Si fanno delle guerre, sti stupidi. Mamma mia, ma a cosa servono? Tra l'altro io voglio mantenere l'indipendenza dei vari stati all'impero. Intanto la Persia si espande qua. La Persia è alleata degli ottomani, quindi non è proprio comodo che si espanda. Ah no, non è più alleata, una volta era alleata, adesso è alleata solo i Tripoli. Cioè gli ottomani sono alleati solo i Tripoli. Allora, avevamo delle armate più piccole, ma ci hanno creato dei problemi. Abbiamo perso 70.000 uomini contro la Boemia, quindi ci atterremo adesso a un codice un po' diverso. Allora, qui abbiamo la possibilità di supportare la musica barocca. Allora, ce ne dà l'unione personale. Bene. Ah, Non e bene. intanto i mamelucchi sono finiti in guerra. Wow, proprio un poco prima che noi dichiarassimo guerra agli ottomani, gli ottomani hanno guadagnato un'unione personale con Tripoli addirittura, che noi volevamo in realtà vassalizzare. Non lo so, però pensavamo di vassalizzarla perché integrarla con la conquista è molto costoso. Intanto però i mamelucchi verranno disintegrati. In realtà è una cosa buona questa. Vabbè, noi intanto qui abbiamo possibilità di guadagnare, di supportare la musica barocca. Solo l'Onnipotente conosce il talento artistico. Perché? No, conosce cosa? No, aspettate. Allora, quanto talento artistico è stato perduto, sprecato a causa di una piccola quantità di denaro, troppo poco cibo e troppo poco amore. Ah, l'amore, che cos'è l'amore? Allora, aiutare i compositori che stanno faticando in Italia con il nostro, come si può dire, patronaggio, qui dice. Patronato? Patronato, ecco, bravo. Allora, ci aiuterà, cioè aiuterà anche noi stessi come ricompensa, diciamo. Non è assolutamente conveniente perché spendiamo un sacco di soldi, davvero, e anche potere amministrativo così prezioso, e guadagniamo solo un po' di prestigio, che ne abbiamo già tantissimo, e ne guadagneremo tantissimo nella guerra contro gli ottomani. Però lo facciamo per amore di questi compositori. Per l'amore. Non possiamo cioè, naturalmente non possiamo non supportare la musica barocca, e la supportiamo. Vai. Proprio questa è un'azione di carità, possiamo dire. Vabbè, carità barocca a sto punto, pensa. Qui c'è ancora rischio di rivolta, mi chiedo. Sì. Va bene. Qui ancora maledetti cardinali, i maledetti nativi. Allora, facciamo queste dichiarazioni di guerra, perché qui reclutiamo pure un esploratore. Vai. Somiglia molto al precedente, tra l'altro, che è morto recentemente. Ottaviano Icardè. Allora, vediamo dov'è la flotta ottomana prima di tutto. Ecco, qua ci sono delle navi. Dobbiamo stare attenti perché
Ecco, qui abbiamo fabbricato le pretese, abbiamo fatto anche delle conversioni con successo. No, questi hanno dichiarato guerra, mica gli diamo l'accesso militare, sti disgraziati. E tra pochissimi giorni, allora, possiamo dichiarare guerra. La Baden è stato annesso dall'Austria, maledetta. Comunque io mi chiedo, gli ottomani avranno avuto l'accesso militare? No, embargo. Io mi chiedevo se... No, penso di no. No, non hanno l'accesso militare, quindi sono assediati dai mamelucchi addirittura. Vabbè, no, non possono passare alla Siria a quanto pare. Probabilmente hanno delle relazioni negative, si odiano, sono rivali. E quindi... non accettano questo. Qui intanto alleanze pazzoidi che non ci riguardano. I cardinali. Allora, adesso iniziamo a fabbricare di nuovo le pretese. Allora, le pretese. Abbiamo. Che nazioni abbiamo? Vabbè, pretese su Costantinopoli, vai. È nostra rivale, sì, gli ottomani. Va bene. Rivals. Ecco, e tra 8 giorni dichiariamo sta guerra. Allora, non tra 8 giorni, scusate, dobbiamo trovare la flotta e affondargliela. Eccola lì. Siamo pronti. Allora, qui assegniamo i nostri generali. Allora, ecco qua il diplomatico, pronto per la dichiarazione di guerra. Scusate un momento. Scusate ragazzi, ma dovremmo andare a brevissimo tempo. Però a papare. esatto, per la cena. Però chiudiamo l'episodio con la dichiarazione di guerra. Stanno perdendo la flotta, anzi direi di diminuire al minimo la velocità di gioco. Vediamo se riusciamo a... non riusciamo a raggiungerli per un giorno, accidenti. Vabbè, e comunque non ci importa molto perché rimarranno bloccati nel mare... Mar Nero, quindi facciamo questa dichiarazione di guerra, direi. Il Mar Nero, il mio No, mare. dobbiamo aspettare il 19 per farlo. Il mio mare. Il mio mar di nascita. Mar di sì, nascita sì. si dice. Mar di nascita. Sei nato dal Nero Mar. No. Allora, La mia amata Romania. andiamo un po' a vedere se riusciamo a... No, questi qui sono rapidissimi, come vedete. Però li coglieremo il momento giusto. Allora, qui però c'è un'altra flotta non indifferente di navi, di galee. Pericoloso. Allora, vediamo un po' di beccare queste. Io direi invece la Svezia ha fatto pace con la Russia. Allora, io direi di mettere al riparo alcune navi, magari. Tipo queste. Allora, tra 2 giorni dovremo poter fare... Voi quando è che arrivate? Il 25. Allora, noi adesso possiamo dichiarare la guerra. Eccola qui. E usiamo come casus belli la guerra santa. Hanno Tripoli che li aiuterà, ma non ci possono fare niente. E dichiariamo la guerra, vai. Potremmo anche vedere se qualche nazione al mondo ha intenzione di aiutarci, ma non ci importa. No, vabbè, non ci aiuta, ma non ci importa. Come Tripoli. La pace la negozieremo con Tripoli. Beh, sì, va bene, forse sarà anche più facile. Dovremmo mandare in realtà, non abbiamo nessuna legione in Africa, quindi ci servirà per invadere Tripoli. Sì. Però potremmo porre subito già l'assedio di Costantinopoli e poi non sappiamo dove siano le forze nemiche, ma nel Black Sea. Le troveremo con i nostri 81.000 uomini e le faremo macelli. Tipo ottomani che ci hanno dato un sacco di casini, un sacco di... Sì, in Romania, certo. E insomma, vedremo di
sicuramente conquistare Costantinopoli, possiamo poi conquistare qualcosa che in realtà Cipro. Faremo Cipro e Costantinopoli per poi dichiarare guerra ai Mamelucchi. Cosa che non so. Ah, qui abbiamo un esercito ottomano. Wow. Quindi c'erano degli ottomani evidentemente. E qui Tripoli. Una cosa interessante. Vediamo, qui magari eviteremo di intervenire in Africa, vediamo se i Mamelucchi vengono fatti fuori, che sarebbe il mio sogno, e poi perché se non noi dobbiamo vassalizzarli. Lo fai tu fuori, quindi non c'è. Se non vengono fatti da loro, ci metti Esatto. tu. Quindi non so bene come mi regolerò non so bene come farò a dichiarare guerra ai Mamelucchi, però qualche cosa la troviamo, qualche soluzione. Va bene, comunque intanto ci salutiamo. Salutiamo per adesso. Spero di rivedervi, spero di farvi sentire presto in altri episodi. Comunque speriamo che Costantinopoli cadrà sicuramente. Qui abbiamo un imperatore che vedete il mondo è quasi ai suoi piedi. Non tutto, però diciamole. Presto speriamo che sia tutto, soprattutto la parte nord. La parte mediterranea, diciamo. Il Mediterraneo è già tuo. Ma mancano in realtà pochino, delle domini arabi, anche Spagna e Francia che ancora resistono al nostro e Genova. Genova che con delle alleanze davvero intelligenti ancora si è salvata. Ah, si è alleata con lo Zou. Ah. No, si è alleata con un po' di tutto. Un po' con il Commonwealth, l'Austria e la Svizzera in realtà. Commonwealth che la Polonia è unita con la Lituania. In realtà non è così potente al momento, però poi è protetta la Boemia che perché è l'imperatore. Quando saremo noi l'imperatore, la Boemia non potrà più far niente. Faranno una brutta fine, diciamo. Ma sono in guerra la Francia con Genova, Svizzera, Ulm. Che guerra è questa che non ho avuto notizie? Qui è la guerra di conquista di Ulm, che io avevo visto che era Würzburg che l'aveva dichiarata, mi pareva. In realtà è diventata una guerra mondiale, no, non si sa. Allora, diciamo è una guerra in cui la Svizzera si trova a fronteggiare la Francia. Chi vincerà secondo me? Sì. Però è la Bavaria che gestisce la guerra, che non è messa bene, però verrà spazzata, cioè vincerà di sicuro perché è aiutata la Francia. Vabbè, dove interviene la Francia c'è da piangere. Già. No, la Francia che è una... Wow, è a livello 20 di tecnologia militare, è il non plus ultra, diciamo, perché non c'è nessun altro a livello 20. Vediamo un po' di inglese. La Boemia... anche la Boemia è passata... Wow. Io sono a livello 17, quindi dobbiamo recuperare gli inglesi 18, la Spagna anche 20. Siamo rimasti un po' indietro perché abbiamo adottato le idee militari, abbiamo speso parecchi punti militari per le idee militari e non per la tecnologia. Perfetto, possiamo anche salutarci. Alla prossima. Ciao.